Benvenuti a Screenshot e buonasera da Friuli Doc. Inizia qui il nostro viaggio tra gli stand. Avrete visto sicuramente la cerimonia inaugurale insieme al nostro Alessandro Salvatore, avete visto anche gli approfondimenti nel corso del nostro telegiornale. Noi vogliamo adesso testare la situazione che c'è in mezzo agli stand. Prima di tutto bisogna scaricare l'app Halo, noi ce l'abbiamo qua e noi adesso cercheremo di entrare. Ci siamo registrati, nome e cognome, facilissimo, con la mail, cerchiamo di poter entrare. C'è qualcuno che ci sta precedendo, quindi sta cercando di utilizzare il QR code. Adesso vediamo, magari chiedo direttamente, ecco, se posso accedere. Vediamo se va al primo colpo. Innanzitutto potrebbe anche non essere, ecco, più vicino. No? Allora riproviamo nuovamente, al bello della diretta d'altronde, Sotto ancora avanti, vai avanti ancora un peletto, vediamo se funziona. Eccoci. Allora, è proprio il bello della diretta alle volte, che con lo screenshot non riesce a utilizzare il QR code. Avete avuto delle difficoltà prima? Ma pochissime comunque. Pochissime, io sono l'unico caso, insomma. No dai, non sono l'unico caso. C'è qualcuno, comunque la maggior parte va subito, ecco, in 3-4 secondi. Ecco, allora, non ci funziona, non vorremmo restare qua per tutto il resto della serata, a dir la verità. Magari se ci può spiegare anche, se vuole utilizzare lei magari? Può farlo tranquillamente, ecco, ci aiuta questa ragazza. Salve. Bisogna aspettare un attimo, credo. Probabilmente potrebbe esserci qualche problemino, Sicuramente. Sono in tanti che stanno scaricando, intanto le chiedo, se sono in tanti che stanno scaricando. In realtà sì, quindi potrebbe essere anche un problema di sovraffollamento. No, in questi casi sovraffollamento è anche una parola che non ci piace, a dire la verità, però questa app sostanzialmente permette di darci una mano per poter accedere direttamente agli stand e cercare di evitare gli assembramenti, no? Oltretutto, nel momento in cui dovesse arrivare troppa gente, cosa succede? Dobbiamo aspettare che funzioni l'app. Beh, in questo caso sì, sicuramente, ma a parte che può funzionare l'app, non può entrare nessuno. No, assolutamente no. Allora, io non so, io entrerei, io sono entrato e uscito varie volte prima, devo essere sincero, Io posso vedere se anche gli altri funzionano oppure no. Facciamo un'eccezione intanto. Facciamo, ecco, bene, se facciamo il nostro lavoro noi entriamo. Temperatura. Fermo lì, temperatura. Ecco, 35,9, quindi sono regolare, non ho 37,5, entriamo. Ecco, capita qualche volta, il bello della diretta è anche questo. Noi ci dirigiamo all'interno dello stand del Tarvisiano, insieme al nostro Fabio Di Bernardo. Ci troviamo qui per cercare di capire qual è la situazione. Ovviamente la gente sta per entrare all'interno degli stand, è finita da un'ora la cerimonia. Ricordiamo un po' le piazze principali di questo Friuli Doc, che sono Largo Ospedale Vecchio, che è dove ci sono i tarvisiani. Poi c'è la situazione dove c'è la piazza Duomo, dove c'è la Carnia, c'è Sauris, dopo ci sono gli artigiani che sono in piazza 20 settembre e dopo c'è anche piazza Duomo, e poi in piazza 20 settembre invece ci mettiamo da questa parte, ecco, e andiamo direttamente. Qua c'è il concerto di Frizzi Comini Tonazzi, quindi magari un inizio lo possiamo fare con Frizzi Comini Tonazzi, se ci fanno, siamo in diretta per Telefriuli. Sì, facciamo diretta? Direttissima proprio. Mi vado a cambiare, allora. No, assolutamente. No, vabbè, è bellissimo così, Com'è questa manifestazione? Beh, lo sapremo più avanti. Cammin facendo. Però come i tarvisiani che hanno detto noi ci siamo anche se si perde perché bisogna esserci. Esatto. E noi uguale. Vi esibite solo stasera? Oppure? Stasera abbiamo provveduto anche a fornire mascherine addirittura anche per la chitarra, quindi abbiamo mascherine dappertutto. Benissimo. Siamo molto rigorosi abbiamo scaricato l'app, abbiamo devo essere sincero, non mi è funzionato in quel momento a me. C'era anche una bella ragazza che faceva da hostess e quindi ci ha spiegato un po' il tutto, l'avete visto? Pericolo di sbagliarsi, quindi adesso vedremo, saremo messi
alla prova col Covid, con la versione Covid, no? Anno zero questa. Allora, noi andiamo in cucina, mi dispiace, voi suonate, no? Inizierete a suonare mentre noi andremo in cucina. È il posto migliore, magari vi preparo qualcosa, magari, ve la porto. Okay. Se mi danno l'accesso. Grazie. Ciao. Allora, signori, buonasera. Andiamo qua, andiamo dal signor Gianni che ci prepara. Oh, Gianni, da Tarvisio direttamente. Sì, faccio anche un giro. Se mi fate entrare io faccio anche volentieri un giro. Eccoci qua. Allora, è un po', diciamo, quasi tutto improvvisato questa sera, no? Ci stanno accogliendo giustamente i nostri amici tarvisiani che preparano che cosa? Tutto, gnocchi di susine, i klotzen che sono i ravioli di pere autunnali con la ricotta, quelli che state vedendo di là, il bisteccone, i funghi della Valcanale, il goulash di cervo. Si può dire che è una nuova manifestazione questa, un Friuli Doc anno zero. È l'anno zero, proviamo a vedere cosa ne esce e proviamoci, è un gioco. Questi controlli che ci sono giusti, il fatto di entrare e uscire per posti diversi. Sarebbe meglio avere un'unica entrata, cioè che entrino, una volta che sono dentro che facciano i giri, inutile fare il rimpallo di qua e di là, piazza per piazza, insomma. Stufa un po'. Queste sono un po' le sensazioni, ecco, no? ci faccio vedere questo bellissimo piatto. Questo è il bisteccone. Bisteccone, prezzi calmierati? No, quelli dell'anno scorso, non abbiamo invariato nulla. Questo è fondamentale. Là vedete il listino, è tutto uguale come l'anno scorso. Ecco, quanti siete qua in cucina? Quanti rinforzi ha chiamato direttamente da Tarvisio? Allora presentiamoli. Tutti tarvisiani. Fabio? Vai, Fabio, Mao, Giorgio, Thomas, Matteo. Sono tutti. Guarda che occhi, Le ragazze tutte rigorosamente in costume. Ma chi? E Fabio, il nostro capochef, adesso. No, adesso andiamo dal capochef allora. Allora, capochef, cosa abbiamo adesso? Ci ha già spiegato un po' Gianni, però lei ci deve spiegare qualche trucco, no? Tolgo la mascherina. Abbiamo gli gnocchi di susine, che sono il piatto del momento da noi in Valcanale. Avevo gnocchi con i ravioli fatti con le pere, sono pere disidratate e poi fatte rinvenire, viene fatto il gnocco. Poi abbiamo i gnocchetti con le erbe, questi li serviamo con della pancetta e del verzottino. Abbiamo i funghi raccolti da noi in valle, che quest'anno è stata una bellissima annata, funghi misti. Abbiamo il ragù di cervo, che facciamo sia la pasta con ragù di cervo che il goulash di cervo. Poi abbiamo dei filetti di maiale, abbiamo delle robe. Quante porzioni? Tutto il fricco che fa Michelino sul fuoco a legna, che andrete a vedere di là dopo. Quanti quintali avete preso di prodotti? Giusto per fare un numero, lei aveva previsto, non ha fatto un calcolo, lei ha detto al capo, ha detto prendiamo. No, abbiamo preparato tante cose, però onestamente adesso il numero preciso non so, però saranno sicuramente 1 migliaio, 1500 gnocchi, abbiamo fatto 2000 ravioli. Poi speriamo, insomma, poi abbiamo tanti fricchi, qualcosa. Noi siamo pronti perché la gente venga a trovarci. Brigata è pronta, vedo. Pronta. Lei si sente molto Masterchef in questo momento. No, Tutto tranne Masterchef. Tutto tranne Masterchef. Noi lavoriamo sul campo, noi stiamo in cucina. Edizione numero per lei? Penso sia 14. No, Gianni, che edizione è che siamo? Non si ricorda più se è la numero 14. Per... 18esima, siamo diventati maggiorenni e ripartiamo da zero. Giustamente, per mantenersi un po' giovani. No, giovani non si torna più. Noi abbiamo 43 anni perché a 50 si torna indietro. Fabio ne ha 46 perché ne ha 59. Vabbè, ecco, prima della puntata mi aveva appena detto che non voleva dare i numeri, infatti li ha appena dati, ecco. Allora, chi c'è che sta distribuendo in mezzo ai tavoli, così ci può dare una mano, magari anche andare a intervistare? C'è una vostra maître che vi aiuta per portare in mezzo ai tavoli? Adesso la chiamiamo se non è sparita, perché si imbosca facilmente. Esatto. Comunque il piatto forte qual è? Oggi qual è il piatto forte? Cioè, se dovesse consigliare, io ho sentito che c'erano i funghi, ma sono tutti forti, perché i gnocchi di susine, i funghi, i ravioli di pere, sono tutti piatti nostri, per cui la montagna è scesa in città.
in modo da riuscire a far venire i cittadini in montagna e riassaggiarli dopo. Questo è il nostro. La montagna ha avuto una bella reazione però quest'estate. Quest'estate sì, abbiamo avuto una grande reazione, siamo felici. A livello di turismo abbiamo lavorato tutti bene, immancabilmente, sia gli alberghi che i ristoranti, i rifugi, grazie anche alla ciclovia che ci ha aiutato tantissimo e bene, adesso speriamo in questa edizione, che è una scommessa, vediamo cosa ne esce. Adesso ti chiamo l'Irene. Irene che dovrebbe servire in mezzo ai tavoli, però mi sa che si è imboscata. Voi avete tutti la maglietta con scritto presente, ma Irene è invece assente. È un classico, insomma, che succede anche questo. Allora, se no io mi dirigo direttamente in mezzo a qualche tavolo. Faccio un'improvvisata. Io ho visto un gruppo di ragazzi che era abbastanza adatto per essere intervistato. Eccola là, andiamo da Irene, che giustamente, perché volevo inquadrare Irene? Perché è vestita come... Buonasera. Salve. Ciao. Come una vera tarvisiana? Assolutamente sì, in tema. Cosa chiedono soprattutto ai tavoli? Che piatto soprattutto? Che piatto? Boh, frico di Michelino sempre top, gnocchi di susine, ravioli di pere selvatiche e poi tutto quello che c'è, insomma. Nel menù. È più faticoso adesso andare a servire ai tavoli, perché bisogna ricordare che non è che bisogna andare direttamente a prendere il biglietto e c'era un'altra prassi, adesso dovete voi andare direttamente ai tavoli a prenotare, sì. È un po' più faticoso? Secondo me no, perché c'è più rapporto umano, c'è più condivisione, più chiacchiera, più sorrisi, quindi non è un male. Va bene, tarvisiani, bocca al lupo. Grazie. Per questi 3 giorni di Friuli Doc. Vi aspettiamo, ciao, buona serata. E ciao. noi direttamente con Screenshot ci trasferiamo in Piazza Duomo, andremo Carnia, Ampezzo, Sauris, andremo a visitare altri posti e altri cibi. A tra poco. Eccoci tornati in diretta con Screenshot, siamo riusciti a passare il varco d'uscita, intanto vi spiego un trucco: per uscire dal largo Ospedale Vecchio bisogna passare e andare in Piazza Duomo, bisogna passare attraverso Piazza Venerio, ovvero la Piazza degli Artigiani, e noi adesso ci siamo trasferiti appunto, come ho detto, in Piazza Duomo, che un po' da anni sempre simboleggia la Carnia. Allora, noi andiamo direttamente, abbiamo visto anche il rito dell'igienizzazione, della sanificazione prima di entrare in onda e adesso stiamo vedendo, ecco, noi abbiamo, se non sbaglio, Francesco che intanto sta servendo al tavolo, e quello che ci aiuterà, diciamo, a farci vedere come si fa la polenta. Intanto sta servendo a un tavolo 2 persone, beh, comunque due belle signore. Due belle signore, come ha detto il signor Francesco, però già notiamo che qua è tutto pieno. Beh, diciamo che siamo anche noi rimasti sorpresi, a dirvi la verità, perché eravamo abituati ad avere sempre il pieno, solo che stasera, che è una cosa un po' strana. Comunque bene, vuol dire che il friulano ha il suo territorio nel cuore, questo posso dire solo così, perché altre cose, cosa vuoi dire? Non si sa cosa succede qui. Ha percepito comunque la correttezza e il modo di sistemarsi, insomma, in maniera proprio ordinata. Vabbè, diciamolo pure, i friulani sono anche ordinati, quindi non creano anche confusione e sono seduti ai tavoli, stanno rigorosamente, fa parte del loro DNA, stanno anche rigorosamente seduti, oppure se si devono spostare scelgono un'altra piazza. Ecco, qua magari è tutto esaurito, chissà qualche tavolino in più forse. No, tutto esaurito, guardate, c'è ancora un po' di posto, non dica così, ecco, che se no si spaventano e non vengono. No, però, sai, insomma... vedi, è una bella soddisfazione vedere una piazza così, dai, cioè, noi eravamo un po' preoccupati all'inizio, ma insomma... Adesso come potete vedere, ci manca qualche nostro collega della Carnia che per i suoi impegni, per le sue forse anche cose così, per i suoi dubbi non hanno aderito, ma noi come sempre... E lei tornando in Carnia dirà: hai sbagliato. Esatto, ma loro quando vedranno la vostra trasmissione si renderanno conto da soli, non ancora che diciamo... E siamo qui apposta per testimoniare, come vorremmo testimoniare anche il rito della polenta.
Come siamo? Noi adesso se volete la Andiamo? buttiamo, chiamiamo Facciamo lo chef due- che mi dà una mano, Sì, facciamo anche due vorrei palottate. Anche venite. vorrei dare 2 palottate. Allora, chiedo a Fabio se riesce a seguirci direttamente nella cucina carnica. Qui abbiamo una polenta fatta con... Allora è fatta con la farina Socchievina, perché chiaramente noi in Carnia usiamo la nostra grande farina Socchievina, che è di un amico qui che anche la vende tra l'altro. Quando andiamo in giro chiaramente portiamo dentro i valori del nostro territorio come sempre. È una polenta semi-integrale con farina macinata abbastanza grossa e quindi rende un Lei po' serve i tavoli, più a gusto. cucina, come riesce a stare dietro? la No, polenta? stasera come le dicevo prima ci hanno beccati un po' impreparati, e questa è una grande soddisfazione, perché vuol dire che negli anni che vi siamo stati qua ci hanno sempre creduto e hanno riconfermato questa cosa. Allora eravamo un po' anche noi come quelli che non sono venuti e ci hanno beccati un po' così e quindi ho dovuto dare una mano. Ma non importa, siamo un po' come istrionici. Quindi Posso fare un giro? Allora io ti tengo il microfono. Mi tiene il microfono? Io ti insegno però Sì, perché tu devi. esatto. Vieni che ti mostro. Allora, riprendo il microfono. Polenta, a parte che questa qua sarebbe quasi da buttare ormai perché è un po' più duretta. Beh, non lo dica così, perché se no dopo non me la mangiano. Come remare in barca. Ok. Il segreto della forza non è tirare su, Ok. lavorare di sponda. Girare di sponda. Poi vedi che adesso Messedar. piedra che moli un po'. Ok. Aspetta che gli diamo una girata. Ecco, vedi, devi fare. Sì, Sì, devi fare questo lavoro qua. Dai, ma. Ok, comincio. Lavorare di sponda. Lavoro di sponda, allora. Pronti? Sì, allora, tanto Sì. questo va dall'altra parte. Ok. Questo va impugnato così, così, bravo. Adesso tu vai giù, affondi, Vado. tiri, Giro. lavori di sponda e la alzi. Poi Ok. tu la pocca, perché va poccare la polente. Boom, Gira. Sì, ma Dai, che non è. sì, ho capito. Così Capito. sì, hai Non visto? ho tanti muscoli della verità. Sempre non il è che si segreto veda. di sponda con Sempre calma. di sponda. Oh, Giro. vedi? Ecco, preso adesso, giro Oh, così. là, ne poccare, Sponda, benissimo. via. Oh, là. Dai, ancora. Mi prende nella Abbiamo sua visto brigata. un cronista girare la polenta, non ce n'è tanti. Pronti? 1, 2, 3. Via, 2, 3, da Via. girare. Oh, se lui rispinde? Però voi non sapete quanto pesa questa polenta. Quanto ho messo? 40 kg. 30 kg? Buon, dai, non è tanto difficile. Ole, eccolo qua. No, ma è ce anche l'abbiamo perché è fatta. cremosa, no? Bene. Bene. Allora, già fa caldo. Boh, Più ma fa caldo anche qua. è una questione di abitudine, signori. Le nostre nonne sanno queste cose qui, non occorre dire niente. Bene, allora io la saluto. Grazie dell'ospitalità. Grazie a voi dell'ospitalità e grazie della prova. Queste sono buone, eh? Queste sono le famose croste che una volta baruffavano per mangiarle. No, prendine una. Ecco, dai, È la cosa assaggiamo. più buona della polenta. Ecco, sentiamo. Grazie, Ah, assaggia. prego, giustamente, adesso mi tocca anche servire. Beh, ho lavato le mani, prima di andare in onda. Ecco. Ecco, mandi e duce, grazie di essere vi ho detto che siamo qui, venite di un sfarce. Forze Friul! Buono, eh? Bene. Allora, noi usciamo, grazie mille. Non so quanti minuti mancano, però ci aspettano 5 minuti. So che non si può parlare con la bocca piena. Però adesso andiamo da un pezzo e Sauris. Noi vorremmo sapere cosa ordinano queste due, come ha detto il signore, due belle donne, cosa ordinano stasera? E il piatto misto di Carnia, charsons e frico. Io quello con tutto. Vabbè, giustamente, no? Dai, insaziabile. Va bene, grazie mille. Andiamo avanti. Ci spostiamo. Andiamo direttamente nello stand di Sauris. Mangeremo un po' di prosciutto, un po' di salsiccia. Adesso vediamo cosa ci possono, come ci aiuteranno i ragazzi di Sauris. Eccoci qua. Siamo in diretta per Telefriuli. Salve, state ispirando un po' di birra, no? Poca ancora, beh, ma la serata deve ancora cominciare, però vediamo anche prosciutto e altro. C'è qualcuno che può venire qua magari a dire 2 o 3 parole dello stand? Tutto in diretta ovviamente, tutto in presa diretta, tutto quello che accadrà insomma. Non mi assumo completamente le responsabilità in questo momento, magari
Sarebbe bello se posso entrare magari anche. Eccoci. Entriamo, magari mi metto anche la mascherina perché siamo un po' di persone qua e quindi essendo anche più persone, siamo in 4-5 dietro la cucina, magari chiedo direttamente al signor Alberto. Alberto, allora signor Alberto, birra mi ha detto ancora poca. No, scherzavo. Ah, ecco. Assolutamente, non ce la facciamo a spinare. Ah, non riuscite a star dietro? Esatto. Ah, bene, no, insomma, ben augurante, siamo iniziato subito col botto questo periodo. Speriamo cominci bene, guardi, sono anche i telespettatori in diretta. Allora, cosa prepariamo da mangiare stasera? Allora, questa sera da mangiare abbiamo ovviamente lo speck, il prosciutto, il salame, poi abbiamo un cestino con della polenta, dei funghi. Quanti quintali di speck? Quante cosce? Quante cosce abbiamo stasera preparato? Non lo so. Oddio, non saprei dirle. Perso il numero. Perso il numero. Senta, lei è soddisfatto per ora? È iniziato da dura manifestazione, la gente è riuscita a capire che non deve andare qua a prendere il numero, deve stare al tavolo? A qualcuno va spiegato, ma tanti altri sono bravi dirigenti e si accomodano dal tavolo e aspettano la prenotazione. Come sempre va di più lo speck, immaginiamo. Elvis, più speck o più prosciutto? Più prosciutto direi. Più prosciutto. Senta, qualche problematica che è successa fino adesso? No, magari? per il momento molto bene, tranquillo, pubblico disciplinato. Sentivamo direi anche bene. dall'altra parte, dove abbiamo preparato la polenta, che magari ha detto c'è qualche carnico che alla fine magari non è venuto. La polenta? No, io l'ho apprezzata per esempio. No, la polenta è buona, altro che. No, che non è venuto, c'è stato qualcuno che non è venuto con gli stand dalla carne. Molti non hanno voluto partecipare, probabilmente pensavano anche a una scarsa. E lei adesso davanti alle telecamere, i telefriuli può dire invece che hanno fatto male, che non devono venire. Verranno come pubblico anche loro. Verranno come pubblico anche loro questa volta. Allora, Fabio, quanto manca? Perché io ti vedo da lontano. 2 minuti. Parlo volentieri, però devo anche spinare nel frattempo. La lascio spinare insieme a Elvis the Pelvis, giusto? Ecco, infatti. E andiamo magari a sentire qualcuno in mezzo al pubblico, se riusciamo a percepire qualche sensazione, magari. Ecco. Andiamo tra queste persone, un commento, come sta andando? Molto bene, molto benissimo. Tutto bello ordinato, sì. Non c'è confusione. Peccato, ci manca la confusione. Le manca. Eravamo abituati con un po' di confusione che era più piacevole. Ha trovato problemi con gli ingressi? No, tutto a posto, molto regolare. Lei si era registrato? Sì, tutto a posto. Lei tutto bene? Assolutamente sì. Tutto a posto. Cosa ha ordinato? Birra. Ah, birra. Salta direttamente il pasto stasera? Assolutamente sì. Mi raccomando, però quando si torna a casa, insomma, moderiamo, insomma. Come sempre. Esatto, lanciamo anche questo messaggio. Bravo, suo collega. Può trasgredire una birra in più stasera. Sì, ok. Stia attento, insomma, siamo attenti anche sempre per... È concesso. Adesso sì, ma prima di muoverci magari stiamo un momento a riposo. Grazie mille, grazie. Allora, se manca solo un minuto, io vi ricordo che domani, adesso posso anche togliermi la mascherina nel frattempo, sono da solo a distanza, e domani torneremo, sempre con Screenshot, puntata speciale nuovamente a Friuli Doc, andremo in mezzo ad altri stand, cercheremo di capire l'umore non solo della gente, ma cercheremo di trarre anche qualche primo bilancio. Grazie a tutti, arrivederci.